Quella cuciniamo insieme ad Andrea, cucuzza agghiacciata. Curiosi? E allora? Amoline in cucina. E eccoci qua. Si tratta di una ricetta della tradizione palermitana. È una ricetta molto molto antica che purtroppo si sta perdendo. Soltanto una persona ancora mantiene viva questa tradizione tutta palermitana. E questa persona con il suo lapino gira nel mercato di Ballarò, si chiama Franco, e ancora vende questa prelibatezza. Di che si tratta? Si tratta appunto di una cucuzza, no? A Palermo queste le chiamiamo cucuzze, nel resto del mondo sono le zucchine, la zucchina serpente. È una cucuzza, come dicevo, agghiacciata, ghiacciata, in palermitano si dice agghiacciata. Dovete sapere che nei primi dell'Ottocento ovviamente non c'erano congelatori, c'erano le famose ghiacciaie e nei periodi estivi palermitani, dove si raggiungevano tranquillamente i 40 gradi, specialmente nelle giornate di scirocco, questa qui era una prelibatezza perché ti portava refrigerio e freschezza alle persone. I gelati erano soltanto per pochi eletti, quindi per la nobiltà, per intenderci, perché comunque avevano dei costi, e nelle giornate afose estive i nobili trovavano refrigerio anche nelle famosissime stanze dello scirocco, mentre i poveretti, il palermitano del popolo, che la fame se lo mangiava, l'unico sollievo che poteva trovare appunto in queste caldissime e afose giornate estive era una cocuzza agghiacciata. Ricetta semplicissima, buonissima, nulla da invidiare ad un ottimo gelato di frutta. E adesso ve lo dimostro e vi faccio vedere nella sua semplicità poi quanto è realmente buono questo splendido, possiamo pure chiamarlo piatto, dello street food palermitano. E adesso che ho fatto questa piccola introduzione di questa fantastica e straordinaria ricetta e a Franco va la mia più grande gratitudine perché sta mantenendo viva questa tradizione che altrimenti andrebbe totalmente persa e messa nel dimenticatoio, non mi resta altro che cercare di eseguirla al meglio rendendo io onore e omaggio a Franco. Non ci resta altro che cominciare a fare questa facilissima e semplicissima ricetta. Mettiamo su una pentola con dell'acqua, poi togliamo le estremità della zucchina e la tagliamo a tocchettini dei 10-20 cm, non oltre. Facciamo un paio di tocchetti, forse anche va pure bene così. La andiamo a lavare sotto acqua corrente e poi con tutta la buccia la andremo ad immergere in acqua bollente. Ben lavata la nostra cucuzza, adesso acqua bollente la andremo ad immergere per qualche minuto. Ok, sono trascorsi circa 20 minuti da quando li ho messi in adesso immediatamente li vado a trasferire in una bowl con acqua e ghiaccio per bloccare subito la cottura. Facciamo raffreddare per bene le nostre zucchine e poi continuiamo la ricetta. Bene, 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 bene. Ed eccoci nuovamente qui pronti. Le zucchine si sono raffreddate e adesso la fase successiva è quella di privarle della buccia esterna, o con l'aiuto di un coltello o con il classico pelapatate, in questo modo. Andiamo un attimino, mi devo mettere l'occhio bionico perché ormai la vista non mi accompagna più. Viene via ovviamente con molta molta semplicità. Qualcuno mi chiederà ma perché non si può fare prima? No, la buccia evita un'eccessiva penetrazione dell'acqua, quindi le rende impermeabili. E una volta che sono state cotte, le andiamo a togliere con un po' di pazienza in questo modo e le teniamo da parte.
È una ricetta veramente facilissima, di una semplicità e anche di una velocità nell'esecuzione veramente imbarazzante. Si perde più tempo nella lessatura delle zucchine che nel tutto il resto e nell'attesa poi che il piatto finisca la sua maturazione, chiamiamola pure così, all'interno del congelatore. Ecco, facciamo pure quest'altra. Ci armiamo di un contenitore stretto e lungo perché dobbiamo inserire all'interno ovviamente queste cucuzze che sono 10-20 centimetri e metteremo alla base del ghiaccio. Questo perché, come vi dicevo anticamente, non è che c'erano i congelatori, assolutamente no. Quindi si andava a comprare il ghiaccio nelle varie fabbriche e quello lo si sfrantumava, tritato tutto questo ghiaccio, veniva messo appunto in appositi contenitori termici il più possibile, ovviamente, e sopra venivano messe le varie vivande, in questo caso giata sulla nostra cucuzza. Tutt'oggi Franco nel suo lapino gira con dei contenitori dove alla base c'è del ghiaccio tritato e i cucuzzi misi sopra e va girando all'interno del mercato di Ballarò e abbagnando la sua prelibatezza. E l'ultimo, i cucuzzari. Adesso che abbiamo la tecnologia, ovviamente abbiamo i congelatori, usiamoli e sfruttiamoli, però mettete sempre alla base qualche cubetto di ghiaccio all'interno appunto di un contenitore, poggiate sopra i cucuzzi, dopodiché coperchio e li mettete un paio d'ore nel congelatore e vi faccio vedere tra un paio d'ore quale sarà il risultato finale. Aracio, un paio d'ore per me, per voi sempre pochi secondi, quindi convenite, se no ci ha appezzata la ricetta. Visto pochi secondi ed eccoci di nuovo qua. La nostra cucuzza è bella che è agghiacciata e adesso non dobbiamo fare altro che cominciare a porzionarla. Apriamo in due e ne andiamo a tagliare dei piccoli tocchettini. Consistenza perfetta. Dopodiché un colpo di carta oleata, io sto usando della carta forno, e inseriamo al suo interno la nostra cucuzza. Poi sale e il nostro limone, come diciamo un palermo, limone spremuto. Una sguazzariata e via all'assaggio.